Grazie molto e grazie per questo invito. In realtà, grazie. In realtà questo titolo viene da un libro che abbiamo pubblicato con alcuni miei colleghi, con Franzini e con Raitano per il Mulino alcuni mesi fa. Nella così chiacchierata di oggi io ho cercato però un po' più di legare i temi della disuguaglianza, quindi dei ricchi, con il tema di questo Festival della Costituzione, cioè con la solidarietà. Nel senso che, in prima impressione forse, può sembrare strano in un festival sulla solidarietà, un libro e occuparsi di un tema, appunto, dobbiamo preoccuparci dei ricchi. Perché? Perché quando pensiamo alla solidarietà, mi sembra, la nostra preoccupazione non va ai ricchi, la preoccupazione va a chi sta peggio. Siamo appena reduci, ad esempio, da un bell'incontro sul Buon Samaritano, lì la preoccupazione è andata a chi stava peggio. Quindi i soggetti principi dell'attenzione quando ci occupiamo di solidarietà sono coloro che stanno peggio, non sono certo i ricchi. Quindi perché preoccuparci dei ricchi? Perché preoccupazione, quantomeno come si legge nei dizionari, è un pensiero che occupa la mente, che genera dei dubbi, dei timori, delle inquietudini. E quindi in questa prospettiva preoccuparsi dei ricchi significa chiederci se la ricchezza può costituire un problema, naturalmente non per i ricchi ma per il resto della collettività e in particolare per chi sta peggio, esattamente i soggetti della solidarietà. E la mia posizione, quella che cercherò di argomentare in questa breve presentazione con voi, è che la risposta debba essere assolutamente positiva. I ricchi possono costituire un problema, probabilmente non sempre, ma soprattutto quando le grandi ricchezze si formano a discapito di chi sta peggio, cioè quando le grandi ricchezze sono esattamente l'altra faccia della povertà e quando le grandi ricchezze assumono la forma di disuguaglianza estrema. E penso che nel mondo contemporaneo queste due situazioni, cioè ricchezze che si creano a discapito di chi sta peggio e ricchezze estreme che diventano sempre più pronunciate, siano fenomeni assolutamente preoccupanti. Certamente l'incidenza di questi fenomeni varia a seconda dei diversi paesi. Io mi concentrerò sui paesi dove queste tendenze sono più sviluppate, che sono in particolare i paesi anglosassoni, però anche in Italia i dati ci dicono che la tendenza è in questa direzione. Anche se guardiamo gli ultimi dati relativi agli effetti della crisi, chi ha perso enormemente di più della crisi economica sono i soggetti che stanno peggio, quelli che stanno nei decili inferiori. E quindi mi sembra importante occuparsi di questa questione. Dire che quando ci si occupa di povertà bisogna occuparsi anche dei ricchi non vuol dire che non ci siano e che non siano necessari anche degli interventi diretti sui più poveri, a prescindere dal preoccuparsi per i ricchi. Faccio soltanto un unico esempio. In Italia noi abbiamo un numero assai elevato di poveri, secondo l'indicatore europeo che guarda il 60% della mediana con riferimento al reddito, il 18% degli italiani è poveri, secondo l'Istat che ha un altro indicatore basato sulla spesa per consumi, il 16% è povero, e in termini assoluti il 10% è povero. Ecco, questa presenza di poveri in Italia potrebbe essere in qualche modo attutita anche senza occuparci dei ricchi, attraverso una misura che gli altri paesi, su questo più civili di noi, hanno, che è una misura di reddito minimo. Noi sappiamo che l'Italia è l'unico paese nell'Unione Europea, insieme alla Grecia, a mancare di uno strumento qual è il reddito minimo, e anche per questa ragione la spesa assistenziale nel nostro paese ha uno scarsissimo effetto redistributivo. Grazie agli interventi di spesa, che sono poi in realtà in gran parte le pensioni sociali soltanto, perché questo è il grosso della politica assistenziale nel nostro paese, l'Italia riesce ad abbassare la quota di poveri soltanto del 5%, quando tutti gli altri paesi europei, solo grazie a un sistema di reddito minimo, riescono a fare molto di più. Quindi, guardate, non è detto che uno si debba occupare dei ricchi per cercare di far stare meglio i poveri, perché negli altri paesi comunque ci sono degli istituti che servono. Però, secondo me, è importante occuparsi dei ricchi per questo, perché da un lato, se la povertà è la contropartita di maggiori ricchezze,
Allora contrastare l'insorgere di queste ricchezze è necessario per contrastare la povertà, perché fino a che io non vado a combattere queste forti disuguaglianze non riuscirò neanche a contrastare la povertà. E dall'altro un'altra ragione ha a che fare col fatto che quando siamo in un contesto di disuguaglianze estreme diventa molto complicato anche fare politiche ex post di redistribuzione. Dette in altri termini, le disuguaglianze estreme ci devono preoccupare per due ragioni, perché quando insorgono nel mercato queste disuguaglianze che cosa sono? Sono la contropartita del fatto che qualcuno prende tutto, prende quasi tutto e qualcun altro prende quasi niente. Quindi è il mercato che crea queste disuguaglianze e la povertà non è altro che l'altra faccia di queste disuguaglianze. Ma anche se ipotizzassimo che invece, poi parlerò anche di questo, il mercato distribuisce in modo corretto, se noi volessimo dopo ex post fare redistribuzione, i paesi che fanno, per fare redistribuzione, il sistema più ospitale per fare redistribuzione è quello di un contesto di mercato dove le disuguaglianze non sono molto accentuate, perché laddove sono accentuate diventa difficile fare anche politiche contro la povertà. E io mi concentrerò in questo mio breve intervento per dare qualche ragione a questa affermazione che ho appena fatto. Vorrei soltanto dire che forse a voi, che siete qua, un pubblico selezionato, questa affermazione relativa all'interdipendenza fra povertà e ricchezza non sembra così strana, però se noi andiamo a vedere posizioni diffusissime nel panorama europeo, invece si tratta di un'affermazione assolutamente, marginale. Vorrei solo citare una vecchia frase di Blair, che però ha significato molto per quanto riguarda il cambiamento anche nella sinistra europea. E Blair, c'è una famosa frase che disse al congresso di Liverpool dei laburisti, e Blair disse: a me non importa se Beckham guadagna moltissimi soldi, a me quello che importa è che non ci siano troppi poveri in giro per il paese. Come a dire, il problema non è la ricchezza, il problema è soltanto che non ci siano abbastanza poveri. Se andiamo a vedere quali sono anche le proposte più innovative in ambito di politica sociale in Europa, cosa ci dicono? Riferimento a questo modello cosiddetto social investment state, cioè l'idea di un welfare state che cerca di, includere le persone nel mercato, e, brutta parola per chi resta indietro, come se la vita fosse una gara, per chi resta indietro dare un minimo di reddito, senza interrogarsi su come queste disuguaglianze invece vengono create nel mercato e su come ci sia interdipendenza fra ricchezza e povertà. Quindi questa interdipendenza in realtà non è così presa in considerazione. Allora, qualche dato soltanto per dare senso, per dare sostanza, per sostenere queste affermazioni che ho appena fatto. Povertà contropartita delle grandi ricchezze. Gran Bretagna, 6 gennaio di quest'anno, dopo 2 giorni di vacanza peraltro, i top executive delle 100 maggiori compagnie quotate alla borsa di Londra avevano già guadagnato quanto il lavoratore medio guadagna nell'intero anno. 4 giorni di lavoro corrispondono allo stipendio del lavoratore medio. Il lavoratore medio, quindi lo stipendio del lavoratore medio, la media come voi sapete è una media fra tanti e in qualche modo non tiene conto così tanto degli estremi, quindi è già un termine di riferimento, che alza in un certo senso le condizioni di vita di più del 50% dei lavoratori. Stati Uniti, ancora peggio. Nelle imprese di fast food, McDonald's in testa, l'amministratore delegato, in un giorno guadagna quasi il doppio della remunerazione di 2 anni degli addetti alla ristorazione. In un giorno guadagno quello che il mio dipendente in 2 anni guadagna. Un dato ancora interessante questo: Walmart, che è diventato uno dei più grossi datori di lavoro negli Stati Uniti, paga i suoi dipendenti $9 all'ora. General Motors negli anni ruggenti, negli anni 50, pagava i suoi operai $32 all'ora. Walmart 9, ovviamente in termini di oggi, quindi il potere d'acquisto di oggi. Quindi Walmart oggi $9 all'ora, General Motors negli anni 50 $32 all'ora in termini di potere d'acquisto dollaro 2014. Un dato ancora più interessante che ho visto in questi ultimi giorni: la Ford all'inizio degli anni del Novecento, prima della Prima Guerra Mondiale, dava ai suoi operai come retribuzione $4 all'ora. Quei $4 all'ora
corrispondono a 15 dollari in termini di potere di acquisto di oggi. Cioè a dire, in un paese molto più povero, pensiamo all'America all'inizio degli anni 90, dove le condizioni di vita erano decisamente molte più povere, la paga media di un operaio era esattamente quasi il doppio di quella che oggi ha Walmart. Potrei continuare ancora con molti di questi dati, però ne cito soltanto più due. Il rapporto tra le remunerazioni di un amministratore delegato e il lavoratore medio dal 78 al 2011 è cresciuto dell'876%, cifra appunto abbastanza astronomica. E ultimo dato, che però è un dato più complessivo ed è assolutamente preoccupante, Stati Uniti ci dicono, beh, quello è un bel paese che cresce, ed è vero, gli Stati Uniti, a differenza dell'Italia, che ha perso 10 punti di PIL con la crisi, hanno ripreso a crescere, e anche nel periodo a partire dagli anni 90, quando noi avevamo una crescita così stentata, loro crescevano. Però, se andiamo a vedere chi è che si prendeva i frutti di questa crescita, i dati sono i seguenti. Noi sappiamo che tra metà degli anni 90 e il 2013 più del 60% di tutto l'incremento di PIL è andato all'1% più ricco, cioè a dire l'1% più ricco della popolazione ha preso il 60% di tutto il valore aggiunto che si è creato. Il dato è ancora, finirò tra poco questi dati, il dato è ancora peggiore per quanto riguarda il periodo dopo crisi economica. Nel 2008 la situazione è peggiorata anche negli Stati Uniti, col 2009 la crescita economica è ripresa, tra il 2009 e il 2013 il 92% dell'incremento di PIL, quindi il 92% del valore aggiunto prodotto, come dire si produce una torta in più, questo 92%, una fetta del 92% va all'1% più ricco. Quindi siamo in presenza di una situazione che è terribile. In Italia la situazione è ovviamente meno grave, l'1% in Italia detiene un po' oltre il 10% del reddito nazionale, mentre negli Stati Uniti questo dato è molto più elevato, arriva tipo attorno al 20-22%, quindi in Italia c'è molto di meno, però i trend, la tendenza che noi vediamo è esattamente la stessa, quindi non siamo arrivati al livello degli Stati Uniti, ma la tendenza è esattamente quella, questo perché ci dobbiamo preoccupare dei ricchi, perché questa è una tendenza. E al tempo stesso appunto, i dati sui lavoratori poveri sono sotto gli occhi di tutti. Un dato interessante è che mentre ad esempio nel nostro paese i lavoratori poveri sono spesso concentrati in imprese marginali che hanno difficoltà a stare sui mercati, negli Stati Uniti i lavoratori poveri sono concentrati nelle grandi multinazionali, quelli con i profitti più elevati. Allora, preoccuparsi dei ricchi ci porta a vedere la povertà come anche l'altra faccia di un mercato che non include, di un mercato che cresce ma che genera dei redditi che non vengono dati in modo, come dire, vengono distribuiti in modo assolutamente impari alla popolazione. E quindi questo è un serio problema, perché non possiamo occuparci soltanto dei poveri. Per risolvere in qualche modo, per affrontare il problema dei poveri, dobbiamo occuparci di come si formano i redditi sul mercato e di come avviene la distribuzione dei redditi sul mercato. Il problema della distribuzione era il grande problema degli economisti classici nell'Ottocento. Forse qui c'è anche una responsabilità degli economisti. Il premio Nobel Lucas, nel suo discorso quando accettò il premio Nobel, disse che una delle peggiori cose che mai gli economisti hanno fatto è occuparsi di distribuzione, ed evidentemente non occuparsi di distribuzione però c'è anche alcuni punti negativi, perché ci si dimentica di realtà come quelle che ho appena descritto. Quindi non preoccuparsi dei ricchi non ci fa vedere la povertà come l'altra faccia anche delle grandi ricchezze. La seconda ragione però per preoccuparci dei ricchi, e che secondo me è una ragione forse questa ancora meno sottolineata, è che più noi ci muoviamo in un contesto di forti disuguaglianze di mercato, più diventa difficile cercare di colmarle ex post attraverso trasferimenti redistributivi dallo Stato, che tassa i più ricchi e che redistribuisce a favore dei più poveri. Cioè, più nel mercato si allargano le distanze,
più per lo Stato diventa difficile, parlo dello Stato comunque per l'ente pubblico, redistribuire e contrastare queste disuguaglianze e quindi contrastare la povertà. Una ragione banale, è una fatica di Sisifo, perché di gioco una tela di Penelope, come alcuni hanno detto, perché toccherebbe ogni notte, diciamo, come dire, di notte il mercato disfa creando sempre più disuguaglianze, quello che di giorno l'intervento pubblico ha cercato di raddrizzare attraverso delle politiche redistributive. Ma dall'altro lato il problema è che proprio diventa difficile, perché? Perché le distanze da colmare diventano sempre più grandi. Un imputato, ad esempio, è il peso crescente dei trasferimenti di ricchezza. Quando c'è tutta questa ricchezza come reddito che si crea nel mercato, parte di questo reddito risparmiato va a creare ricchezza e l'eredità diventa di nuovo centrale. L'eredità, che era uno strumento, diciamo, era un istituto che dopo la seconda guerra mondiale, negli 30 gloriosi cosiddetti, aveva perso di importanza, diventa sempre più importante. Qui basta citare il grande libro, il bestseller che tutti abbiamo citato, abbiamo letto, ma comunque che è Piketty, quando Piketty ci descrive questo secolo come il ritorno alla grande società dei rentier che noi conoscevamo nel 7-800. Questo è il mondo, diciamo, il mondo contemporaneo. A seguito delle grandi disuguaglianze che si creano nel mercato, avremo anche un maggiore peso dell'eredità e col maggiore peso dell'eredità una trasmissione intergenerazionale delle disuguaglianze. Belle sono le pagine di Piketty su questo, quando lui appunto descrive che il futuro mondo sarà un mondo tipo Orgoglio e Pregiudizio. Io aggiungerei soltanto, peraltro senza Mr. Darcy, che perlomeno ci poteva dare qualche motivo di piacere in quel mondo. Il secondo, diciamo, un altro problema serio è che, a prescindere dal fatto che c'è questo peso forte dell'eredità, cioè nascere con un'eredità vuol dire partire con un vantaggio assolutamente fortissimo, la stessa disuguaglianza di reddito, cioè stare in un contesto dove c'è molta disuguaglianza di reddito, a prescindere anche dalla disuguaglianza di ricchezza, rischia di, come dire, limitare fortemente l'uguaglianza di mobilità intergenerazionale, cioè la possibilità di in qualche modo emanciparsi dalla famiglia di origine e poter avere le stesse chance di chiunque altro, anche se si è nati in famiglie povere, tende a diventare sempre minore quando siamo in un contesto di forti disuguaglianze. Qui c'è un grafico famoso che viene spesso utilizzato e che è un grafico molto carino, che ovviamente non posso proiettare, che ha un titolo carino, e il titolo è il grafico del grande Gatsby. Perché il grafico del grande Gatsby? Perché Gatsby è il sogno, cioè la fine del sogno americano. Chi si fa da sé, ma che però non sale perché cade, va a morire, come tutti sappiamo nel romanzo di Fitzgerald. Benissimo, allora, perché questo grafico si chiama così? Perché ci fa vedere, contro anche un'idea diffusa che noi sentiamo dire, non importa che ci sia una qualche uguaglianza di reddito, la cosa importante è che tutti possano in qualche modo, che ci sia mobilità sociale, che quindi ci siano opportunità per tutti. Ecco, questo grafico ci fa vedere che i paesi dove c'è più mobilità intergenerazionale, quindi c'è più possibilità per i figli dei poveri di non essere più poveri, sono i paesi dove c'è più uguaglianza nelle condizioni di reddito. Questo grafico sancisce la fine del sogno americano. Perché? Perché noi vediamo che gli Stati Uniti, che sono un paese dove noi, insomma, il mito dell'uomo che si fa da sé, gli Stati Uniti in questo grafico, che peraltro è fatto anche è stato reso pubblico dal chief economist anche di Obama, quindi dagli americani stessi, in questo grafico si vede come negli Stati Uniti il 50% dei ragazzi è condannato a stare esattamente nelle stesse condizioni economiche della famiglia di origine. Cioè la mobilità intergenerazionale è bassissima. Dov'è che c'è più mobilità intergenerazionale? C'è più mobilità intergenerazionale nei paesi, ancora una volta nei paesi scandinavi. Lì vediamo come in quei paesi dove c'è più uguaglianza corrente di reddito c'è più possibilità per tutti di avere più chance nella vita. Ad esempio, mentre l'indicatore 0,52 per gli Stati Uniti, 0,50 per gli Stati Uniti, cioè dire 1 su 2 resta nelle condizioni di famiglia nelle stesse condizioni di famiglia in cui è nato, in Danimarca invece questo è il 18%, quindi meno del 20%. In Italia come dato siamo al 52%, non troppo lontani dagli Stati Uniti. Allora,
un contesto, diciamo, un contesto dove c'è questa forte disuguaglianza di reddito è un contesto che non è ospitale nei confronti delle uguali opportunità di tutti di poter seguire, formarsi e perseguire un piano di vita. Quali sono, diciamo, il grafico mette una correlazione, quali sono possibili ragioni? Beh, innanzitutto possibili ragioni hanno a che fare appunto col fatto che le distanze diventano molto elevate. C'era, non so se sia ancora di tempo, c'era un lavoro molto interessante di un giornalista che parlava di uno studio fatto negli Stati Uniti e ci diceva questo: hanno fatto un bel esperimento e hanno preso dei bambini provenienti da un contesto svantaggiato, li mettono in una scuola pubblica insieme a bambini avvantaggiati, siamo a New York, e si spera in questo modo di migliorare le loro capacità di apprendimento. Fanno un test all'inizio per vedere qual è il gap cognitivo fra i bambini che provengono da famiglie ricche e i bambini che provengono da famiglie povere, rifanno lo stesso test il settembre dopo dell'anno seguente. Fanno il test e dicono: Dio mio, la scuola è servita a nulla, perché vedevano una situazione ancora peggiorata, come dire, questo bel esperimento di scuola pubblica che metteva insieme di bambini di diversa provenienza sociale non funziona. A qualcuno è venuto in mente una cosa che forse a qualcuno di voi sarà venuto in mente prima, di fare il test non a settembre ma di fare il test a giugno, e facendo il test a giugno si è visto che i bambini che provenivano da contesti svantaggiati non avevano raggiunto le abilità cognitive e le competenze dei bambini che erano più stimolati, che provenivano da famiglie più avvantaggiate, ma comunque il gap si era fortemente ridotto. Allora, questo è interessante, perché che cosa vuol dire? Vuol dire che nell'estate, per i bambini che provenivano da contesti più avvantaggiati, entravano in gioco quello che vengono chiamate l'enrichment expenditure, cioè le spese che i genitori di famiglie ricche con camp, lezioni di musica, viaggi e così via davano ai propri bambini. I bambini dei ricchi d'estate facevano il viaggio in Europa piuttosto che andare nei camp a studiare la natura e la biologia, e i bambini dei ghetti se ne tornavano nei ghetti a vivere dentro i cortili dei ghetti, e quindi a settembre il gap. Allora, quando noi abbiamo forti disuguaglianze, vediamo che questo enrichment expenditure, quanto più ricchi spendono per i loro figli, diventa sempre di più, e quindi rincorrere questi maggiori investimenti diventa complicato. Un altro problema del perché è complicato in un contesto dove ci sono forti disuguaglianze cercare di contrastare disuguaglianze originarie di reddito, cercare di contrastarle ex post con trasferimenti. Un'altra ragione ha a che fare con il fatto che una serie di servizi può diventare molto più costosa. Io vi cito un altro dato sempre per gli Stati Uniti. Nel 1971 il pagamento delle rette universitarie incideva per il 42% sul bilancio delle famiglie appartenenti al 20% più povero. Quindi le famiglie potevano mandare comunque i loro figli al college, e questo costava, college quelli più di comunità, e questo incideva sul loro bilancio il 42%. Nel 2011 l'incidenza era salita al 114%, crescita dell'indebitamento oltretutto. Non a caso Obama adesso aveva lanciato la proposta di rendere gratuito il college, il City College, i college di prossimità. Per il quintile più ricco invece l'incidenza è rimasta pressoché invariata. Altre ragioni, e secondo me queste dovremmo tenerle anche sotto controllo nel nostro paese, hanno a che fare col fatto che più abbiamo disuguaglianze di reddito, più le disuguaglianze di reddito si tramutano anche in una segmentazione territoriale. Negli Stati Uniti di nuovo il caso è evidente. Mentre fino a 20 anni fa il grosso dei quartieri era più o meno misto, adesso noi vediamo una fortissima polarizzazione, una crescita molto forte di quartieri dei ricchi che in qualche modo escono dalle città normali, e quartieri invece dei poveri, cioè una forte segmentazione territoriale. Più ci sono disuguaglianze di reddito, più queste si tramutano in disuguaglianze spaziali. C'è un bellissimo lavoro di Chetty, un economista di Harvard, su questo, che fa vedere come i luoghi diventano sempre più importanti anche per trasmettere le disuguaglianze. Quindi la disuguaglianza di reddito che si trasmette nella disuguaglianza territoriale.
Evidentemente quando mi trovo in un contesto di così forte disuguaglianza territoriale, il rischio che i servizi pubblici, le scuole, gli ospedali e così via diventino di due tipi per due nazioni, uno più qualificato e l'altro meno, diventa evidentemente molto forte. Dall'altro lato, quando il contesto è molto disuguale, si può, come dire, il rischio è anche quello di una minore disponibilità a distribuire. Ci sono dei dati molto interessanti che ci fanno vedere come la disponibilità a pagare, a redistribuire, a sostenere il welfare state è molto più forte quando ci si trova in contesti coesi, in cui ci si identifica con gli altri, in cui si vedono i problemi degli altri e in qualche modo si solidarizza con gli altri. Quando invece il contesto non è coeso, perché si creano forti disuguaglianze e abbiamo quasi secessioni, c'è questa bella copertina del rapporto dell'Ocse con l'1% che se ne va in mongolfiera fuori dal mondo, quando abbiamo invece delle situazioni molto più segmentate, diventa più complicato anche sostenere la redistribuzione. E d'altra parte, anche se pensiamo che la filantropia non possa essere un sostituto in alcun modo della spesa pubblica, perché la filantropia ha tutta una serie di problemi, però un dato anche interessante che ad esempio negli Stati Uniti è vero, la filantropia è, accanto a queste forti disuguaglianze, è aumentata la filantropia. L'ultimo dato mi dice più di 314 miliardi di dollari all'anno in filantropia, perché è fortemente sussidiata, contro 14 miliardi soltanto della imposta sulle successioni. Ecco, alcuni hanno fatto degli studi e che cosa hanno visto? Che in realtà la disponibilità a donare e alla filantropia è più elevata, a prescindere dall'incentivo fiscale, è più elevata fra le persone che sono meno ricche rispetto a quelli che sono più ricchi, e i più poveri destinano più risorse a interventi che vanno a favore di chi sta peggio. Se noi andiamo a vedere questi 300 miliardi di dollari a chi vanno, noi c'è un bellissimo questo Philanthropy Chronicle che dà tutto il dettaglio di dove vanno, dice comunque più trasparenza, questi soldi vanno in gran parte a musei, università e Ivy quindi i posti evidentemente non hanno un forte impatto redistributivo. E quindi per queste ragioni che ho cercato anche se velocemente di mettere in evidenza, contesti di forte disuguaglianza dove i ricchi in qualche modo la distribuzione diventa sempre più concentrata e si creano disuguaglianze estreme, sono contesti che sono molto poco ospitali anche a fare redistribuzione ex post, e quindi preoccuparsi dei ricchi è assolutamente sensato. A questo punto forse non voi, però in un pubblico magari più conservatore, alcuni potrebbero dire sì, va benissimo, può essere ragionevole quello che ha detto, ma se noi dovessimo intervenire con questa intervenire nei mercati per impedire questa creazione forte di disuguaglianze estreme che vediamo essere così dannosa, magari faremmo delle cose buone in termini di chi sta peggio, quindi favoriremmo una distribuzione più egualitaria, ma a costo di qualche cosa, a costo in primis di un contrasto con il merito, perché noi siamo abituati a pensare che i mercati in gran parte distribuiscono sulla base dei propri meriti, e i ricchi attuali, i ricchi dei mercati, i ricchi sono diventati ricchi in gran parte non soltanto poi hanno investito in attività finanziarie, ma il grosso dei ricchi è diventato tale a seguito di offerta di lavoro, offrendo lavoro sul mercato. Noi oggi abbiamo queste grandi ricchezze a cui ho fatto riferimento, sono ricchezze che sono create da working rich, cioè da persone che sono diventati ricchi attraverso il loro lavoro. Stati Uniti, 2/3 della disuguaglianza è perché sono aumentate le disuguaglianze all'interno dei redditi da lavoro. E uno potrebbe dire appunto queste disuguaglianze sono anche il frutto, alcuni lo dicono, lo dice ad esempio Marchionne, lo dice Warren Buffett e così via, queste sono il fatto che nel mondo globalizzato la concorrenza è fortissima, ad esempio dobbiamo pagare moltissimo gli amministratori delegati. Allora, capire che cos'è la meritocrazia è molto complicato, perché definire il merito richiederebbe un'altra chiacchierata, definire il rapporto fra meritocrazia e mercati pure, quindi è molto complicato, però a prescindere da tutte le possibili complicazioni, secondo me ci sono due elementi di fondo per in qualche modo poterci far dire se una certa distribuzione è o non è meritocratica. La prima è che i redditi si devono formare all'interno di qualche contesto competitivo.
la metafora della gara, ci deve essere una gara, ci deve essere concorrenza. Se non c'è gara, se non c'è concorrenza, non c'è merito. Questo è un elemento abbastanza evidente. Il secondo elemento abbastanza evidente, secondo me, è che le regole del gioco, se crediamo nella meritocrazia, non devono essere fatte dai giocatori. Federer non si può fare le sue regole giocando Wimbledon, così come un giocatore di football non si potrà fare le proprie regole. Cioè, alcuni elementi di fondo della meritocrazia, appunto questo, il fatto che una retribuzione meritocratica deve essere correlata al merito. Il merito, per potersi esprimere, necessita che non ci siano barriere all'accesso all'espressione del merito. Se non c'è gara non c'è meritocrazia, se non c'è concorrenza non c'è meritocrazia, se le regole le fanno i giocatori non c'è meritocrazia. Allora, se noi guardiamo soltanto a questi due piccoli elementi e quindi togliamo tutte le possibili come dire, ricami, precisazioni, complicazioni relativi a cosa significa meritocrazia, possiamo pensare che dietro alle grandi ricchezze a cui ho fatto riferimento ci sia meritocrazia? Secondo me i dati, non secondo me, secondo molti, i dati sono forti, potenti per dire no, qui dietro non c'è assolutamente meritocrazia. Perché? Perché se noi andiamo a vedere se c'è una gara, ma se ci fosse una gara e se quindi questi stipendi così elevati fossero effettivamente il frutto del fatto che le persone sono i migliori, noi non avremmo tante remunerazioni molto elevate anche in assenza di qualsiasi prestazione, imprese che vanno male eppure remunerazioni molto elevate. Non avremmo molte situazioni in cui sembra che ci sia una correlazione fra andamento dell'impresa e remunerazione elevata, ma in realtà non c'è correlazione. Uno prende tanto perché va bene in generale il mercato in quel periodo, ma non dipende dalla tua abilità personale. Non avremmo tante situazioni in cui magari un amministratore delegato riesce a far funzionare bene un'impresa, ma appena lascia quell'impresa e va in un'altra impresa non la sa funzionare bene. Perché se è così vuol dire che le abilità non sono sue, ma le abilità sono in gran parte del lavoro di squadra con l'impresa con la quale lavora, e quindi con l'impresa e con i lavoratori di quell'impresa i redditi creati dovrebbero essere ripartiti anziché essere privatamente appropriati. Se ci fosse gara ci dovrebbe essere anche molta meno resistenza alla trasparenza, a rendere note i modi in cui si formano le remunerazioni e così via. Se ci fosse gara non avremmo tanti segnali invece di potere, nel senso non vedremmo che gran parte delle remunerazioni dei grandi manager sono fissate dai grandi manager stessi, che sono sempre gli stessi che si girano da un comitato all'altro. Quindi se noi andiamo a vedere come si formano, ho parlato dei manager come un esempio perché non posso affrontarne altri, però se noi andiamo a vedere come si formano queste grandi remunerazioni, vediamo che insomma indizi di gare sono abbastanza limitati. Al tempo stesso, se andiamo a vedere rispetto alle regole generali sul funzionamento dei mercati, noi vediamo che le regole sono spesso fatte dai giocatori, sono sempre più fatte dai giocatori, in barba alla democrazia. Sono lavori bellissimi di politologi americani che ci fanno vedere, penso a alcuni politologi di Princeton, Gillens e Page fra gli altri, che ci fanno vedere che con un lavoro di guardando a 20 anni fra opinioni dei più ricchi e scelte del Congresso americano c'è una correlazione fortissima, una democrazia assolutamente oligarchica. D'altra parte già i grandi teorici della democrazia da Platone in poi ci hanno detto che la democrazia non può funzionare in presenza di grandi disuguaglianze di reddito e di ricchezza, perché evidentemente i più ricchi si comprano la politica stessa. Però soltanto vorrei fare un po' di esempi sul peso dei giocatori nel definire le regole che permettono loro di avere così tante remunerazioni. Una prima. Noi pensiamo che spesso si dice la globalizzazione rende tutta la concorrenza più agguerrita, ma la globalizzazione non è un gioco naturale di domanda e di offerta. La globalizzazione è profondamente influenzata da regole. Se noi andiamo a seguire adesso tutta la discussione sulla TTIP, cioè sulla Trade Investment Partnership, che appunto dovrebbe definire i rapporti di commercio fra i paesi industriali avanzati, Europa, Stati Uniti, Cina e così via, lì si sta costruendo il futuro di come la globalizzazione si dispiegherà nei prossimi anni. Se lì si segue quello che gli americani adesso vorrebbero, o cioè dire che ci sia piena apertura senza nessuna forma di barriera
a merci che provengono da paesi che non hanno alcun rispetto per l'ambiente, alcun rispetto per i diritti dei lavoratori, è chiaro che quella globalizzazione sarà una globalizzazione che continuerà ancora a favorire alcuni a danno di altri, ma non è una globalizzazione, non è un gioco naturale del mercato, ci arriva così, che abbiamo la Cina che toglie lavoro e così via, non è un dato naturale, è creato dai giocatori che cercano delle regole diverse. Deregolazione finanziaria, stessa cosa. Un esempio, queste pratiche di riacquisto delle azioni da parte dei manager, cosiddetto delle stock option, il buyback, cioè il fatto di potersi riacquistare le azioni. Questa pratica è una pratica che era illegale fino a alcuni decenni fa, era illegale. La SEC, che sarebbe la nostra Consob, l'aveva resa illegale. Dopodiché, su pressione, non è più illegale negli Stati Uniti. E noi abbiamo che fra il 2001 e il 2013 3.600 miliardi di dollari sono stati utilizzati dalle imprese quotate da Standard & Poor's, dai manager, per riacquistarsi queste stock option, per alzare il valore delle azioni, di modo che loro vanno a vendere la loro opzione, vendono questa opzione quando il valore è elevato. Ultimo esempio, tassazione multinazionali. Soltanto un piccolo esempio, lo sapremo tutti, Google come voi, non è solo Google, l'ho scoperto l'altro ieri, che anche Zara, dalla quale molti di noi forse si forniscono, fa la stessa cosa. Google, non so adesso, questo lo sappiamo, ha il suo headquarter in Irlanda, ma in Irlanda l'imposta societaria esiste comunque, perché è il 12,5, in Italia è il 27,5 e lì comunque c'è il 12,5, quindi dovrebbero pagare 12,5 di imposte sui profitti. Che cosa hanno fatto? Hanno fatto una bella sussidiaria in Olanda. In Olanda è un paese dell'Unione Europea, per cui loro possono trasferire i loro profitti dall'Irlanda, da Dublino in Olanda. L'Olanda permette di trasferire questi profitti nelle Bermude, tutto legale, tutto legalissimo, perché non sono profitti prodotti in Olanda, ma sono profitti che arrivano all'Olanda, che quindi non sono prodotti. E la stessa cosa fa Zara, anche lei con sede in Olanda. Quindi noi abbiamo la legalizzazione, la legalizzazione di un'evasione di massa, con imprese multinazionali che appunto hanno questo tipo di onere fiscale. Di nuovo, e proprio perché ci sono questi profitti, poi evidentemente i grandi manager possono avere anche quelle retribuzioni a cui ho fatto riferimento prima, perché c'è questa forte base di profitti. Allora, di nuovo questo è fatto, vedete, insomma, sembra che ci sia ben poco di meritocratico, ci sembra una serie di interventi che ci dicono che queste disuguaglianze sono interamente create. Tutto ciò ammettendo che io a terminare, perché so che dopo c'è la Monica Guerritore e c'è la partita, io ho dato per scontato che la meritocrazia sia una buona cosa. Vorrei solo qui citare che tutto il pensiero egualitarista liberale americano dell'ultimo secolo, l'ultimo secolo un po' troppo, del dopoguerra, del secondo dopoguerra, invece è profondamente antimeritocratico. Il pensiero egualitario liberale americano, penso a Rawls, penso a Dworkin, penso a Anderson e così via, pensa che la meritocrazia lasci troppo spazio al caso, perché la meritocrazia, come dice Rawls, premia le abilità naturali. E che merito c'ho io per essere nato con una certa abilità piuttosto che con un'altra? I meriti poi non sono una questione intrinseca, i meriti dipendono dalla domanda. Io posso avere un'abilità a fare dei cestini, sono bravissima, se voi amate i cestini io divento ricchissima, ma se voi non amate i cestini io non divento per niente ricca, quindi nel merito c'è un sacco di elementi di caso. Ma io di questo purtroppo non posso parlare, anche se penso che una seria critica alla meritocrazia andrebbe fatta. Ma comunque, anche se siamo meritocratici, i mercati odierni sembrano, per le poche esempi che vi ho fatto, sembrano essere dei mercati poco meritocratici. Ultimo punto, alcuni ci possono dire sì vabbè, ma se tu intervieni nei mercati, se vuoi tassare le multinazionali di più, se vuoi fare tutti questi bei interventi, staremo ancora peggio di quello che noi stiamo adesso, perché se tassiamo, classico discorso, no, che viene fatto, se si aumenta la tassazione, se si cerca di in qualche modo aumentare il grado di concorrenza, ridurre la brevettabilità di tutto, staremo ancora peggio. Beh, mi sembra che sia complicato giustificare questo quando, come dice Krugman, siamo in un contesto in cui la crescita alza soltanto gli yacht e non tutte le barche come si sperava una volta. Però se non bastasse tutto quello che ho detto finora, io vorrei citare, questa è l'ultima citazione che faccio, vorrei citare un lavoro dell'Ocse
che si intitola Perché ridurre le disuguaglianze beneficia tutti quanti. E in questo lavoro l'Ocse ci dice che fra l'85 e il 2005 la disuguaglianza è stata una fortissima causa di riduzione dei tassi di crescita. In Italia, nel periodo 1990-2010, se avessimo avuto meno disuguaglianza, avremmo guadagnato, questo secondo l'Ocse, circa 6-7 punti di PIL. E quindi il contrasto alla disuguaglianza sarebbe andato anche a braccetto di una maggiore crescita. Anche qua per diverse ragioni. Ricordo ad esempio che JP Morgan, il grande banchiere negli anni 20, aveva detto che appunto, già lui l'aveva detto, che bisognava mettere un limite al gap fra remunerazioni massime e minime, perché sennò il morale dei lavoratori e la produttività sarebbe diminuita. Vecchio discorso keynesiano, che sappiamo un po' più di uguaglianza, la propensione marginale al consumo attiva la domanda e quindi attiva la crescita. E poi ricordiamoci che se gran parte delle disuguaglianze a favore dei più ricchi non è meritata, vuol dire che ha un puro carattere di rendita, e se io tasso la rendita e non tasso lo sforzo non dovremmo avere, anche per il più ortodosso economista, alcun effetto negativo sulla crescita. Lo so che sono stati cenni veloci, però il mio punto, e con questo io finisco, era appunto quello di fare vedere, se ce ne fosse bisogno, che preoccuparsi dei ricchi è molto importante anche per chi ha a cuore la solidarietà, perché non ha nulla a che fare, come invece alcune volte ci viene detto, con l'invidia. Non c'è nessuna invidia in tutto quello che ho detto nei confronti di più dei ricchi, ma c'è semplicemente il riconoscimento che queste profonde e create dagli uomini e dalle donne, dalla politica, e create ingiustizie, e create disuguaglianze sono un fattore di grande ingiustizia, e contrastarlo non solo favorirebbe la giustizia, ma potrebbe anche favorire la crescita economica. Grazie.